Amici di Calcio Napoli 24, benvenuti in nuova puntata del Filo Diretto. Un'ora ovviamente dedicata solo ed esclusivamente a voi. Il Napoli vince 4-1 anche a Cremona, allo stadio Zini di Cremona. Un risultato, insomma, un bel poker, ma non diciamo della stessa pasta di quelle che abbiamo visto ultimamente anche con avversarie più blasonate, soprattutto in Champions League. Ma una vittoria comunque che è arrivata, una vittoria comunque devo dire convincente e con un grandissimo Simeone che si conferma lo spaccapartite dalla panchina, oltre ad aver risolto la partita col Milan ferma sull'1-1 con il suo colpo di testa, 3 punti importantissimi strappati a San Siro per una concorrente contro una concorrente allo scudetto. Ieri sul risultato di 1-1 con una Cremonese ostica ci ha pensato di nuovo il Ciolito con un gran colpo di testa sul cross di Mario Rui a sbloccare la partita. Poi sono arrivati dopo il gol di Politano in apertura su calcio di rigore anche i gol di Lozano e Olivera che hanno completato poi il risultato. 081 353 45 88 per parlare con me. Noi ovviamente vi proponiamo, grazie alla grafica di Giuseppe Cautiero, e ringrazio, ne approfitto, anche il nostro Emanuele Bernardo in regia, quello che è l'argomento che ovviamente generalmente vi proponiamo dopo le partite, cioè chi è stato il migliore in campo ieri in Cremonese-Napoli. Ma ovviamente potete dirci anche se per voi c'è stato qualche peggiore in campo o qualcuno almeno che non ha convinto come nelle ultime uscite, oppure fare una domanda, lasciare un commento. Vi ricordo che potete seguirci ovviamente su www.calcionapoli24.it e sul nostro canale ufficiale YouTube, dove ovviamente potete lasciare un messaggio. Inizio a salutare proprio su YouTube Danila Pozzi, buon pomeriggio a voi. Alessio Ricciardi, buonasera a tutti ragazzi. Luigi Gian Giacomo, forza Napoli sempre. Fra poco tornerò anche da voi, ma ovviamente apro le linee telefoniche, c'è già un primo ospite, quindi vado subito da lui. Pronto? Ciao Alessandro, sono Edoardo. Ciao Edoardo, buonasera. Allora, per quanto riguarda il migliore in campo, è stato un gioco di collettivo, non è che c'è proprio il migliore in campo, direi, perché sono quasi tutti allo stesso livello, hanno giocato ieri, ma un po' di più lo darei al gol di Simeone che ha bloccato la partita. Per quanto riguarda che non mi è piaciuto tanto, è stato ambizzato. Ieri non è stata bella la sua partita proprio come altre volte, mi aspettavo qualcosa in più da Guizzà. Però voglio ricordare che questa squadra gioca ogni 3 giorni, quindi la stanchezza senz'altro ci può stare, non è che un giocatore che non gioca al 100% ci può stare. Però una cosa, poi ho sentito addirittura l'allenatore della Cremonese che ha detto che il Napoli ha vinto per un rigorino. Questo non mi è andato giù, perché il rigore prima cosa era netto e c'era, e poi non è il rigorino, perché poi la differenza è di più 3 gol rispetto alla Cremonese, quindi non penso che solo per il rigorino che ha vinto il Napoli, anche se la Cremonese ha avuto una settimana intera per preparare la partita, il Napoli no, perché ha giocato le coppe, e questo volevo dirti. Sempre Forza Napoli, un saluto e passo la linea agli altri. Grazie, Okay? grazie Edoardo, sei gentilissimo. Effettivamente rigorino forse per l'andamento insomma dell'azione, insomma la caduta un po' insomma non è sembrata così plateale. Ovviamente adesso c'è il VAR, il contatto c'era, è evidente che ha fatto perdere l'equilibrio a Kvaratskhelia, tra parentesi, che era in ottima posizione per esplodere il sinistro, ma ormai questi sono rigori, si sa, è stato un rigore molto simile a quello dato alla Roma ieri sera contro il Lecce, con Abraham appena bravissimo a difendere il pallone, a mettere il piede davanti all'avversario e a farsi toccare, ma non tanto insomma da far cadere un attaccante di quelle dimensioni. Ma questo ormai si sa, quando c'è il contatto è rigore, quindi di conseguenza appellarsi al rigorino, insomma, effettivamente non lo vedo tanto sportivo. Complimenti comunque
alla Cremonese, che anche se non riesce a racimolare punti, voglio dire, non è la prima ottima prestazione che riesce a sfoggiare. Ovviamente contro il Napoli era da mettere in preventivo che qualora, arrivo subito al telefono, che qualora insomma avesse potuto tenere la partita in equilibrio con un episodio, perché poi voglio dire, il gol della Cremonese di De Serri, ovviamente come da tradizione il Napoli fa segnare il primo gol in Serie A a chiunque, anche De Serri ci è riuscito dopo non so quanti tentativi, l'attaccante della Cremonese è riuscito a metterla dentro con un gol un po' fortunoso, cioè è uscito un assist inaspettato da un tiro completamente sballato. Insomma, un episodio che ha potuto complicare la partita, le cosiddette partite sporche, che non è che sono sporche perché una grande gioca contro una piccola e può uscire la cosiddetta macchia, ma semplicemente perché sono partite in cui una piccola, sapendo di essere piccola, si arrocca in difesa e parte in contropiede. Una grande, insomma, deve fare un po' più fatica quando trova il pullman davanti alla porta a fare gol. Se poi, una volta che la riapre, un episodio sfortunato, un gol un po' fortunato, la rimette di nuovo in parità, poi fortunatamente il Napoli dalla panchina a chi ha risolto la situazione con un gol che a me ha ricordato i gol di Osimhen, ecco, mettiamola così, uno stacco di testa perentorio sul secondo palo, sul terzo assist consecutivo di Mario Rui, quindi insomma bene così. Ma andiamo al telefono, pronto? Ciao Alessandro, buon pomeriggio, sono Gennaro. Ciao Gennaro, buon pomeriggio a te. E Allora, allora, io come ti dissi, questa era una partita, bisognava, perché loro all'inizio, se ben hai visto, si sono tutti chiusi lì dietro e non uscivano. Però poi quando hanno cominciato ad uscire fuori, io te lo dissi, questa è una squadra che gioca. All'inizio non mi sembrava così, perché si erano messi là dietro. Poi una volta che hanno preso il gol sul calcio di rigore sono cominciati ad uscire fuori veramente, e anche se fortunosamente, perché quel gol è fortunoso, nasce da un rimballo, riescono a pareggiare. Quelle sono quelle famose partite sporche che rischi di non vincerle, perché poi ci vuole il colpo individuale del fuoriclasse, e quando poi Mario Rui mette quel pallone che va in cielo, e in cielo io sto vedendo la foto del gol di Simeone, ci va il Ciolito, ma nel passato due azioni simili, si è trovato Lozano in quelle condizioni e le ha buttate fuori tutti e due. Invece ecco, l'attaccante di razza, quello che vede la porta, in quell'occasione è entrata e la schiaccia proprio in rete quella palla. E poi naturalmente c'è stato l'altro fuoriclasse, Guaraschela, che in contropiede è andato via, non egoisticamente, ma questa volta ha fatto contento Spalletti dando il pallone a Lozano, che l'ha appoggiato il resto è tutta storia. Ma al di là di questo abbiamo avuto occasioni, qualche palo preso, diciamo, parate del portiere, gol a tu per tu. Però voglio dire una cosa, l'ho visto un po' giù Anguissa, forse è lui che dovrebbe un po' riposare, però siamo appena alla 9ª giornata. Come si fa a parlare di stanchezza? Forse è che lui negli ultimi impegni è stato uno dei migliori, ha dato veramente tanto. sì, secondo me, un po' di pausa, secondo me questo ci ha abituato a delle prestazioni in cui non era il migliore in campo. Forse, ecco, come dici tu. Quindi ha fatto una prestazione dove non è stato super, determinante. Oppure nel momento in cui gioca normale, sembra che giochi male. Per Ecco. noi agli occhi nostri appare che sia giù di corda. E invece... Secondo me è così. È vero che ieri, insomma, qualche volta... Io ieri se devo eccellere i migliori in campo, io ne faccio due nomi. Sì. Veramente, Lobot che ormai, ecco, quello là è un robot. Fa paura. Parafrasando il cognome, Lobotka robot. Robotka, quello è un robot, e Guaraschela. È lo stesso Simeone che quando è andato, perché si fa trovare pronto, quella è la bellezza del calciatore,
che entra e si fa trovare pronto, quello vuol dire essere, non dico fuori classe, perché diciamo, però è un ottimo attaccante che i gol in Serie A li ha sempre fatti, dove è stato è stato. È vero, è vero. Ora viene il bello perché dovrebbe entrare anche Osimhen, ben venga, perché più ne siamo, più ne sono, meglio è per noi, c'è più possibilità e soprattutto poi vorrei sapere le condizioni di Rachmani, perché sicuramente dopodomani non giocherà, riposerà. Intanto vediamo la bellissima grafica di Emanuele Bernardo su quello che è il tridente del Napoli. Adesso Osimhen, Simeone, Raspadori, insomma vedremo. Lo so, vabbè, in attacco non ci sono problemi. No, quello no, almeno che non ce li creiamo da soli. È lo stesso pure al centrocampo, non abbiamo problemi. Perché io ho visto ieri, per esempio, hanno inquadrato Demme in tribuna. Se quel 4-1 sarebbe venuto magari una mezz'oretta prima, e magari ci sarebbe stato pochi minuti per lui. Sì, siamo... sono calciatori, ecco il ragionamento che facevo riguardo a Anguissa. Se tu riesci a mettere in campo e dare un po' di minutaggio anche agli stessi Demme, puoi far riposare poi anche Anguissa, perché sono calciatori che comunque non stanno a giocare da un bel po', cioè non ha mai giocato in inizio campionato, mi pare Demme. No, poi ha avuto un brutto infortunio con uno scontro, mi sembra proprio con Anguissa, e quindi... Sì, in allenamento, sì. E in effetti anche noi abbiamo bisogno di tutti quanti loro lo devono capire e mi pare che lo stanno capendo, perché verrà il turno di tutti, adesso ci sarà, ecco, visto l'entusiasmo di Ostigard, che non è cosa da poco, quindi ci verrà il turno di tutti quanti, il campionato è lungo, poi ci sarà la Coppa Italia, quindi ci sarà la sosta del mondiale, insomma, ci sarà. Questi qua che stanno giocando meno avranno opportunità di giocare anche le partite di Coppa Italia. Gli ho detto, i miei nomi sono stati questi qua, 2/3, diciamo, il resto nella normalità, ma la normalità non significa mediocrità. Assolutamente no. Grazie Gennaro, grazie come sempre. Ciao, un abbraccio, grazie Gennaro. Sì, per quanto riguarda Rachmani, per quello che ci hanno ovviamente, quello che è presente, che è stato scritto nel report quotidiano di allenamento, oggi Rachmani ha svolto solo terapie, gli esami diagnostici li svolgerà domani, quindi domani vedremo quale sarà l'entità dell'infortunio. Generalmente si svolgono prima le terapie per cercare di sfiammare un po' la parte interessata, in modo che poi dalle cosiddette lastre, tra virgolette, si riesce a vedere precisamente qual è l'entità dell'infortunio. Quindi è un procedimento assolutamente normale per capire quindi ipotizzare quali poi potrebbero essere i tempi di recupero per il difensore. Bisognerà quindi aspettare quello che sarà il comunicato ufficiale che sicuramente il Napoli farà uscire domani sul proprio sito ufficiale. Marek Hamsik, Fragnarte Francesco, ciao Alessandro, Kvaratskhelia determinante come sempre con un rigore conquistato ed un assist. I cambi sono stati tutti decisivi a testimonianza del valore della rosa. Adesso testa alla Champions. Quindi ha chiamato per non intervenire. Alessio Ricciardi, io già sto aspettando la telefonata di Antonio Nassà, preparati, sono preparatissimo. Vediamo, Francesco, da ora in poi giocare per battere la capolista è uno stimolo in più, quindi non meravigliamoci se la Cremonese ha fatto quella partita, ma speriamo lo faremo anche con ovviamente speriamo che lo faranno anche con le altre squadre che stanno lottando per i primi posti, come il Milan, l'Inter, eccetera. Chiedo un attimo ai regiati di abbassare un po' il volume, altrimenti c'hai ragione, sto sentendo. Rozico, Kvara, our golden boy, il nostro golden boy. Danila Pozzi, Simeone per me è stato il migliore in campo. Alessio Ricciardi, comunque ieri 90 minuti ha giocato Kvaratskhelia, ora voglio vedere chi contesta Spalletti che non lo fa giocare. Sì, guarda, in realtà dipende pure da un po' da come si mette la partita. Ovviamente se la partita si è
messa su binari più che positivi, è normale che magari qualcuno che gioca di più possa essere sostituito. Quando invece la partita, insomma, servono un po' i colpi di classe, soprattutto di chi ce li ha un po' estemporanei come Kvaratskhelia, magari è normale che Spalletti lo faccia giocare fino alla fine, o almeno io la vedo così. Comunque mai criticato Spalletti per le sue decisioni. C'è un'altra telefonata, pronto? Ciao Alessandro Peppe. Ciao Peppe, come andiamo? Bene, bene, quando Napoli vince va sempre bene. Allora nell'ultimo periodo sta andando bene più che Tutto frequentemente. Insomma. Stagionati sono contento. migliori, capito quando vince il Napoli. Fa piacere questo. Allora, vuoi farti una domanda? Come hai visto Ndombele ieri? Benino, lo sai, ha fatto un bel passaggio. Ti L'ho aspettavi? visto bene, dai. Ti Questi aspetti? già, io non ho capito, faccio una domanda a te, no? Vai. Questi qua già stanno dicendo, ma dove hanno visto che ha sofferto il Napoli? Fammi capire, Alessandro. Ma sofferto forse è un parolone troppo grande, poi Questi se qua, qualcuno io si lo so, già aspetta... stanno incominciando. C'è da far No. schifo che il Napoli sta là. Allora, Ti do sì. lo score, va, 70% di possesso palla a 30. 21 tiri del Napoli, 10 in porta, 1 tiro hanno fatto loro il gol con in pallo. Sono sofferenti, dove la vedono questi qua? La vedono un'altra partita, non ho capito, ma che parlano? Probabilmente qualcuno pensa che in campo scenda solo una squadra, è normale che dall'altra parte qualcuno cerchi di fare qualcosa, quindi No. se poi vogliono chiamarla sofferenza, ben venga, vorrei soffrire tutte le partite Bravo, così. 4 gol ogni partita. Oppure il Napoli... Che non si possono sentire. Oppure il Napoli ha abituato un po' troppo bene qualcuno che pensa che giocare dall'inizio alla fine senza far toccare pallone all'avversario, che questo si chiami Liverpool oppure Ajax, possa diventare la normalità. Questo poi è un problema loro, il calcio è completamente un'altra cosa, la vedo così. Bravo. Poi se è normale, tu ti chiudi dietro e cerchi di partire in contropiede, e dare ovviamente magari hai qualche giocatore veloce come Okereke o come Dessers, è normale che magari qualcosa riesci, la metà campo la riesci a superare, magari anche a presentarti in area di rigore e calciare verso la porta. Lunghi, capito? Quelli fanno i lanci lunghi, Napoli di questo Ma questo... fanno i lanci lunghi è normale, no? No, Dai, parlare... lanci lunghi con i 40-50 metri, capito? È quello normale. Assolutamente. Superi, no, così. E già al secondo minuto stavo spaccando la porta a Rachmani, hai visto? All'inizio della partita. Se avesse fatto quel gol, voglio dire, sarebbe rimasto negli annali. No, comunque sono assolutamente d'accordo con te, però voglio dire, lasciamo sempre Peppe che ognuno possa esprimere il proprio parere. Quell'altra trasmissione non le guardo mai della Rai, no? Che mi sono proprio simpatici, cioè mi sono proprio antipatici, quelli là che si dimentica che giocate in Napoli in Coppa, dai. Ma questi come fanno? Le stiamo facendo, Alessandro? Sì, dai, mi sembra diciamo. fosse Civoli, non voglio sbagliare. Bravo, ma come si fa a dimenticare il Napoli che ha vinto 6-1? Allora, guarda, io non voglio giustificarlo, ci mancherebbe, è un errore grave. Però da chi sta davanti alla telecamera, magari un po' di emozione, tenere un po' conto di tutto. Io penso che lui se ne sia semplicemente dimenticato, non penso che l'abbia voluto fare apposta. Proprio per sì, è capitato al Napoli, soprattutto il Napoli che ha fatto forse un risultato storico e più importante della giornata di Champions League, per carità. L'errore è grave. Ma voglio dire, qualche papera l'ho fatta pure io davanti alla telecamera e non mi sento di colpevolizzarlo più di tanto, mettiamola così. Adesso mi devi credere, non li guardo più da una vita, perché ormai la Rai sono convinto che è contro il Napoli, no? Che è proprio palese. Una volta solo per aspettare, no? Il posticipo. Lo sai che non hanno fatto vedere la domenica sportiva, proprio per vedere alle 3 di notte, Alessandro, sono andata a dormire, ancora dove fa vedere il posticipo. No, allora io non ti ripeto Peppe, non metto in dubbio, tra parentesi ci confrontiamo anche qui in redazione su queste cose che sono palesi, sono sotto gli occhi di tutti e nessuno mette in dubbio. È che io ho fatto un po' gli anticorpi a queste cose, non mi interessa minimamente, ma ci facessero vedere pure alle 6 di mattina o non le mettessero proprio le immagini del Napoli, tanto fortunatamente oggi come oggi ci sono tanti canali, tanti social, c'è Calcio Napoli 24, insomma se volete vedere tutti i gol li potete vedere tranquillamente, ovviamente dopo un certo orario dall'embargo della Lega Serie A,
alla fine se la Rai li fa vedere o no, io poi tra parentesi te lo dico chiaramente, io la Rai non penso che, che non la veda da più di 10 anni, quindi Ma pure io non la vedo pago da il una vita, canone addirittura, Rai regolarmente in bolletta, me ne faccio volevo da vedere solo. dove arrivavano, capito? No, ma su questo sono d'accordo con te. Grazie come sempre Peppe. Ciao, sempre grazie a te, Alessandro. Ciao, grazie, ciao, un ciao, abbraccione, ciao. un abbraccione. Allora, Sal KK77, Marrazzo, dimmi la formazione per l'Ajax. Bella domanda. Io penso, la formazione forse un po', magari ne parliamo domani, però vista la formazione fatta oggi, io penso che probabilmente qualcuno possa respirare proprio contro l'Ajax. Non mi aspetto ovviamente Rachmani, quindi penso che ci sarà uno tra Ostigard e Juan Jesus. Magari rivedremo Lozano dal primo minuto, rivedremo Olivera dal primo minuto e rivedremo Zielinski dal primo minuto, ma sostanzialmente non mi aspetto altri cambi, voglio dire. Però insomma poi starà a Spalletti, ma alla luce di quelle che sono state le scelte di formazione di ieri contro la Cremonese vorrei ipotizzare una formazione, diciamo 4 cambi sicuro, uno per infortunio perché Rachmani non credo proprio che non possa recuperare per mercoledì. Ricordiamo partita alle ore 18:45 contro l'Ajax allo stadio Maradona, quindi Ostigard o Juan Jesus, penso più Ostigard al posto di Rachmani. Olivera che ha giocato benissimo all'andata, quindi potrà giocare al ritorno, visto che Mario Rui ieri ha fatto praticamente quasi tutti i 90 minuti, poi è entrato Olivera e ha segnato anche il quarto gol. Zielinski che ha riposato anche per un po' di affaticamento, penso che lo rivedremo titolare al posto di Ndombele, e poi visto che ha giocato ieri Politano, magari mi aspetto un Lozano dal primo minuto. Questi sono un po' quelli che io mi aspetto siano i cambi. Insomma, poi vedremo quali saranno le scelte di Spalletti. Andiamo al telefono, pronto? Pronto, buonasera. Ciao, buonasera. Sono Enzo da Ponticelli. Ciao Enzo. Ciao Alessandro, buonasera e complimenti per la trasmissione. Ti ringrazio, sei gentilissimo. E per la vostra simpatia di tutti quanti e competitività. Siete molto competenti e anche giusti. Allora, per quanto riguarda chi è il migliore in campo è stato l'allenatore, perché questa è una partita studiata. Noi sapevamo che ci picchiavano, perché il primo tempo, i primi 20 minuti ci hanno picchiati come contro l'Ajax. Poi noi siamo usciti fuori perché il Napoli attuale, a parte essere tifoso, che io sono malato, non sono tifoso, penso che io non lo vedo il Napoli da 3 anni, non riesco a guardarlo, talmente che mi porta ansia. Però ti posso dire che questa partita è studiata. A 20 minuti dalla fine i 3 cambi che ha fatto hanno fatto tutti e 3 i gol. Per quanto riguarda il gol preso, quello è stato non un incidente, quello ha tirato in porto un tiro spilenco che ha colpito un nostro giocatore e l'ha messo in gioco. E basta, questo hanno fatto tutto. Poi che non ci tengono in considerazione buono, porta buono, speriamo che fanno sempre così, che non ci tengono in considerazione. Quella è invidia, è rabbia, a Roma si dice rosicare, fagli rosicare. E poi per tutto il contesto proprio con Napoli, io penso che siamo cresciuti proprio l'ambiente, la società. La squadra è straordinaria, dobbiamo darne atto al presidente, io ero uno di quelli che l'ho sostenuto per molto tempo e gli ultimi 2 anni non lo sostenevo più. Mi sono sbagliato, dobbiamo ricrederci. Oltre ai conti abbiamo una grandissima squadra, ci dobbiamo credere, dobbiamo stare con i piedi per terra, però ti voglio dire l'ultima. Il Napoli si è preparato per l'Ajax per ribadire un'altra volta i 5 gol, perché ci stanno tutti quanti i 5 gol di differenza. Là non abbiamo rubato assolutamente niente. Se tu guardi la partita e finisce 10-1 netti, il Napoli vinceva 10-1. Ti voglio dire anche un'altra cosa, io sono un maratoniano, visto il Napoli, penso il Napoli dello scudetto, è stato a Stoccarda, a Monaco di Baviera, ti ho detto tutto, perché posso dire una cosa, questa è una squadra che mi sta strabiliando, io non riesco a capire più se è veramente così forte, perché li annienta le squadre. Guarda, questo è un campo che noi non avevamo mai vinto, non lo so se ti ricordi questa cosa, noi con Maradona facemmo 1-1 là. Ricordo bene. Mi ricordo Maradona, la Cremonese di Tentoni, ero piccolino ma no, io stavo là, non ti preoccupare, io ricordo bene,
perché io ero presente. No, no, per carità, mi fido di te, ma mi ricordo quella cremonese, la ricordo. Io mi ricordo tutto, non ti preoccupare. Con Tentoni addirittura che fu vice capocannoniere. Ti posso dire solo una cosa, sì. Questo Napoli è strabiliante, poi, ma non è perché sono tifoso, anzi ti dico di più lo guardo e più cioè, non riesco a realizzare se è così forte veramente. Io ti dico che mercoledì darà la certezza, ribadirà perché noi a che scusciamo, te lo dico in napoletano, ma che scassamo, te lo dico io. Beh, se vogliono affrontare, se ci vogliono affrontare come all'andata. Poi per quanto riguarda Spalletti, che dicono che il secondo poi cade la seconda parte, ascoltami. Quando si mette in campo una squadra del genere, con questo tipo, perché il Napoli gioca in verticale, è l'unica squadra in Europa che lo fa, l'unica, neanche il City lo fa, te lo dico io, questo tipo di gioco, fa 2 tocchi, palla in verticale, e basta, solo il Napoli fa questo, usa molto le fasce, ieri Kvaratskhelia stava a destra, infatti il rigore è nato a destra, questo è un altro cambiamento che dobbiamo a Spalletti. Il calcio di rigore viene da destra, Lozano giocava, stava a destra. Sì, ma è una cosa che Spalletti ha detto a Kvaratskhelia, tu parti da lì, però vatti a prendere palla ovunque. Quella è un'altra mossa tattica, e guarda che la parte centrale del primo tempo, se tu guardi bene, scusami, Di Lorenzo faceva il playmaker centrale. È vero, ha giocato la prima parte del primo tempo, guardala bene, faceva il playmaker centrale. Cioè queste sono scelte tattiche, volute, dovute. Diamo atto ad un grandissimo allenatore, te lo dico io. Vero. Poi vediamo il secondo tempo, poi vedremo. I gufi aspettano, i coppi pure, falli aspettare e non ti preoccupare. Ma guarda, Enzo, ti dico solo una cosa, che aspettino loro, a me non interessa. Che ci sia magari qui a Napoli qualche tifoso che non aspetta altro che qualche scivolone per ricominciare a criticare, a me quello è un po' mi preoccupa, perché è quello che poi potrebbe andare a rompere un po' questo incantesimo, perché parliamoci chiaro. Io dove lavoro ti voglio bene, tu devi pensare una cosa, ogni 5 diciamo napoletani, tra virgolette, ci sono almeno 2 tifosi della Juve, o un tifoso della Juve, un milanista o un interista. Stanno scivolando, se sciulia, sai come si dice, se sciulia proprio. E i goti in un modo che tu non hai idea. No, hai ragione. Forza Napoli. Enzo, grazie mille. Forza voi, siete speciali, grazie. competenti e giusti. Sei Forza gentilissimo. Napoli. Ciao Enzo, grazie. Ciao. Allora, torno su YouTube. Allora, ma finché ci saranno questi risultati sempre Spalletti migliore, poi ci stanno gli altri, condivido non ho capito benissimo, però forse è collegato a qualche messaggio, quindi Alessio scusami se... Facocero sudato, Osimhen è disponibile con l'Ajax? Sì, credo di sì, oggi nel report Osimhen c'era chiaramente scritto che Osimhen ha svolto tutto l'allenamento in gruppo, quindi è da considerare abile e arruolabile contro l'Ajax, non so ovviamente dal primo minuto, teniamo in considerazione anche questo. Ma andiamo al telefono, pronto? Pronto, buonasera, sono Massimo, telefono dal quartiere Sanità. Ciao Massimo. Ovviamente è inutile dire che, come ha detto il tifoso precedente, il Napoli è strabiliante e ci sta facendo, io mi sto meravigliando diciamo delle emozioni tranquille, forti che mi sta dando questa squadra. L'unica cosa, ho sentito i voti che avete dato prima sulla squadra. Io penso che Kvaratskhelia abbia fatto una spettacolare partita ed è stato determinante. Anche perché diciamo, è stato vessato, è stato indumato e ammazzato dai calciatori della Cremonese. E quindi nonostante diciamo, questa aggressività, questo gioco illecito sostanzialmente nei confronti del Napoli, come nel primo tempo ha avuto c'erano 3-4 ammonizioni almeno che doveva subire come si chiama, la Cremonese, e l'arbitro ha fatto finta di niente. Sì. O dicono che questo è un gioco americano, cioè un gioco europeo, all'inglese. Ma i falli si devono fischiare,
perché non vorrei far passare il gioco illecito per un gioco cosiddetto maschio, utilizzando poi... Sono d'accordissimo con te, le caviglie vanno tutelate. Perché poi, a parte che i calciatori costano un sacco di soldi, è un calciatore che si fa male, se tu non riesci a fare in modo che non si facciano male, tu tieni dei calciatori che praticamente non puoi far giocare nelle altre partite. Siccome si giocano 3 partite ogni settimana, cioè si giocano 2 partite alla settimana, lo sforzo fisico è enorme, la sollecitazione muscolare è particolare, noi bisognerebbe che gli arbitri dovrebbero tutelare la salute e l'incolumità fisica dei calciatori. Non è possibile che un predatore, come li chiamo io il presidente, non intervenga e rivendichi la posizione, diciamo, di un club che fa calcio per fare pure soldi, e quindi praticamente dice: guarda, tu mi stai depauperando il mio patrimonio. Questa è la cosa incredibile. Io penso che comunque al netto, diciamo, dell'arroganza e della maleducazione di questo presidente che io chiamo predatore, io sono meravigliato di questo Napoli, sto veramente con cuore rindovino, praticamente sono ubriacati tutti. Noi non zucchero, rindovino. Poi un'altra cosa volevo dire. Dimmi, vai veloce così diamo spazio anche ad altri. Vai, Massimo. Volevo dire una cosa, diciamo, di carattere su per giù tecnico e economico, se mi posso permettere. Prego. Noi abbiamo avuto allenatori come Ancelotti, come lo spagnolo, come Benitez, che praticamente sono allenatori che sono abituati a giocare con calciatori di altissimo profilo economico, cioè che costano molto. Poi lasciamo perdere se sono bravi o no. E quindi, diciamo, la spinta, erano pretenziosi le richieste che facevano alla società, e quindi praticamente noi abbiamo visto a Giuntoli, che io ho sempre difeso, che, diciamo, si facevano quelle farse, si facevano quelle commedie, che andava là, gli volevo calciatore 70 milioni, 80 milioni, 30 milioni, e poi alla fine non lo mandava avanti, e lui praticamente non riusciva a concludere nessun tipo di trattativa, perché praticamente c'erano richieste che non erano alla portata di una società che il suo metodo, diciamo, economico è il flusso di cassa cut e vin, no? Questo è il problema. Mentre una volta, diciamo, venduto, come si chiama, Koulibaly, levando quasi 10 milioni, e Mertens di 10 milioni come si chiama, di Insigne, cioè levando queste grossissime spese che c'aveva, il presidente ha dato mandato pieno come si chiama, a Giuntoli, che ha potuto comprare dei calciatori a prezzi, diciamo, estremamente accessibili, congrui per la squadra. E quindi noi abbiamo avuto affari come Kvaratskhelia, che costava 35 milioni, e per la contingenza di questa guerra, questa cosa che sta succedendo, praticamente se ne è scappato da là e l'ha comprato per 10 milioni. In effetti Giuntoli in questo caso ha avuto più mani libere, il merito è proprio soltanto ed esclusivamente di Giuntoli. Non vorrei che diciamo, la festa e la farina che ci stiamo godendo, praticamente poi dobbiamo accettare pure la forca, diciamo, che è la maleducazione di questo signore che fa il presidente, questo individuo che fa il nostro presidente, di cui ho vergogna onestamente, come napoletano, come tifoso del Napoli e come napoletano, l'atteggiamento da sicofante che ha nei nostri confronti. Perfetto, Massimo, ti ringrazio. Un abbraccio e complimenti, siete garbati. È una cosa difficile da trovare. Beh, un bellissimo complimento, grazie. Allora, grazie ovviamente a Massimo.
Allora, Francesco, con i senatori demotivati degli anni scorsi, queste partite le avremmo perse. Onore ai nuovi che hanno fame di vittorie. Ci sta come chiave di lettura. Sal KK77, il migliore è stato Spalletti con i suoi cambi. Angelo Filippi, siamo i più forti. Raffaele Bonocore, Simeone è un grandissimo attaccante. Io spero che con l'Ajax giochi titolare perché se lo merita per questo, per quello che sta dimostrando. Nifty, ciao Nifty, deve giocare titolare Ndombele. Beh, vorrei sapere chi faresti fuori a questo punto. Raffaele Bonocore dice che Osimhen sarà disponibile contro l'Ajax. Ribadisco che il nigeriano, secondo fonti ufficiali, secondo fonti del Napoli, come riportato nel report quotidiano di allenamento, Osimhen ha svolto tutta la seduta in gruppo, quindi insomma se 2 più 2 fa 4, comunque di sicuro sarà almeno in panchina contro l'Ajax. Occhio se dovesse partire titolare, però insomma non escludiamo nulla, anche se è difficile. Allora, Raffaele Bonocore, ma ho letto che il rinnovo di Lobotka è cosa fatta, confermate? Sì, cosa fatta? No, però sembra che l'accordo sia molto vicino per un contratto fino al 2028 e sarebbe un altro grande colpo messo a segno da Giuntoli, perché ricordiamo, difficile già è trovare qualche giocatore utile e funzionale a un determinato prezzo, ancora più difficile è cercare di blindarli quando è il momento opportuno, quindi insomma sembra vicino il rinnovo di Lobotka fino al 2028. Andiamo al telefono. Pronto? Pronto, ciao, sono Antonio da Bosco Reale. Ciao Antonio. Tutto a posto? Tutto bene, a te Antonio? Volevo rispondere a quel pseudo tifoso che ha telefonato poco fa, perché io lo seguo pure dalle altre trasmissioni, quel Massimo. Volevo dire che Claudia Schele e Oliveira sono stati comprati prima che il Napoli ha venduto Koulibaly. Quindi dov'è sto coso che Giuntoli, il presidente, è un piromane, è un fatto? Questi che telefono qui sono la schifezza di Napoli, sono quelli che non fanno mai vincere niente a Napoli, sono schifosi e non si vergognano nemmeno di telefonare. Devono andare via da Napoli, devono andare via, basta con questi schifosi. Ok, Antonio ha detto sono numeri, vabbè. Non mi ha dato permesso di replicare, questo fa anche capire un po' l'educazione. Insomma, caro Antonio, io spero che tu mi stia seguendo, voglio dire, questa è una trasmissione dove ognuno è libero, almeno quando la conduco io, poi non so i miei colleghi come preferiscono guidare la situazione, dove ognuno può esprimere la propria opinione, dove se uno dice che si vergogna di avere un presidente del genere, voglio dire, ne prendo atto, posso essere d'accordo, non essere d'accordo, ma è una sua opinione, voglio dire, lecita. Siamo in democrazia, no? Siamo appena usciti dalle elezioni, dovremmo sapere almeno ogni tot capire e ripassarci su quello che è la democrazia. Poi posso essere d'accordo, tu puoi esserlo meno, ma andare ad offendere insomma altri definendoli pseudo tifosi, qui ognuno è tifoso, arrivo subito al telefono, ma voglio chiedere questa situazione, qua ognuno è tifoso a modo suo. Io ti posso dire che non mi vergogno di avere un presidente come De Laurentiis, che capisco soprattutto da giornalista e tra virgolette esperto di comunicazioni, che è un po' complicato avere a che fare con un presidente del genere, però metto tutto sul piatto della bilancia, voglio dire, il Napoli che stiamo vedendo è il suo Napoli, quindi di conseguenza me lo godo, ma ho imparato anche a prendere le cose positive sia delle persone che delle passioni, quindi di conseguenza mi auguro che possiate farlo tutto tutti per campare un po' più serenamente. Chiamare però semplicemente per offendere qualcun altro, Anton, non te lo concedo.
detto chiaramente, quindi magari la prossima volta, anzi la prossima volta che chiama, passamelo, poi mi fa parlare, cominciamo insomma a fare un po' anche di pulizia, perché poi mi costringete a farlo. Andiamo al telefono, pronto? Pronto? Che già ridi, posso sapere? Allora, lui è pronto, dimmi, pronto Michele, ciao. Michele? Ciao, pronto? Ciao. Non ti sento, capito? Vabbè. Niente, volevo innanzitutto rispondere a questo signore che ha chiamato prima, che chiama sempre e in maniera offensiva nei riguardi di chi non è della sua stessa opinione, perché lui non è tifoso del Napoli ma è tifoso di De Laurentiis. Togliendo questo non voglio entrare ancora in particolari. Allora, il migliore in campo, per rispondere, per me sono stati tutti quanti, perché comunque hanno fatto una prestazione, anche se non ai soliti livelli, ma hanno dato 4 palloni a una cremonese. Voglio vedere chi va a Cremona e riesce a vincere 4-1. Vero, vero. Hai ragione su questo, Michele. E poi volevo dire, al di fuori del tema, volevo chiedere a voi giornalisti una cosa. Sì. Ma come mai lasciate che personaggi oscuri, dimenticati da tempo, tipo su Damascelli, che è di una tiratura locale, si permette di fare delle insinuazioni quando lui è tifoso di una squadra che è vissuta di queste cose? Rigori, gol annullati, Michele, perdonami, ammetto la mia impreparazione, non so a cosa ti riferisci, mi vuoi magari anche allora, perché... Toni Damascelli. Sì, no, so chi è Toni Damascelli e per chi è tifoso, si è capito più o meno, ma allora, voglio sapere a cosa ti riferisci per il fatto concreto, cioè che cosa avrebbe detto? Allora, Toni Damascelli ha fatto una dichiarazione a dir poco da querela. Si è permesso di dire che il Napoli la sua evoluzione la sta avendo grazie ai favori arbitrali e grazie a quello che fino adesso ha avuto la Juve, adesso hanno passato al Napoli. Beh, ti ripeto. Allora, io mi domando, io se fossi un giornalista oppure avrei voce in capitolo, a gente come lui, come Ordine, che sono vecchi tromboni ormai dimenticati e che fanno solo scena in questi teatrini dell'Alta Italia televisivi, tipo Calcio Top 24, oppure questi teatrini che fanno con Cruciani e questa gente. Cioè, quale competenza avete? Come ti permetti di parlare del Napoli quando tu sei un seguace della squadra più corrotta di sempre al mondo? Come ti permetti? Ma guarda Michele, allora ti spiego per quello che è il mio ruolo. Se Franco Ordine, Toni Damascelli, insomma, si prendono le responsabilità di dire determinate cose, voglio dire, almeno per come concepisco io, magari per te sarà sbagliato e ne prendo assolutamente atto. Più che andare contro chi, non parlo di Damascelli o Ordine in particolare, ma contro chi ha detto determinate cose, se le ha dette, cioè che il Napoli adesso sta ottenendo i favori arbitrali, a parte che è un'ammissione di colpevolezza, come a dire io ho imbrogliato per un secolo, adesso sta imbrogliando qualcun altro. E penso che, voglio dire, sono cose che si commentano da sole, no Michele? Cioè, che gli vai a dire? Scusami, ma questo dimmi. Ti posso dire una cosa? Certo. Solo l'ultima cosa e poi lascio agli altri. Sì. È la stessa cosa quando l'Inter ha vinto con il Barcellona. Dopo la l'1-0 vittoria che ha fatto il Napoli andando ad Amsterdam a dare 6 palloni all'Ajax. Tutte le trasmissioni
sportive, non sapendo più che dire, si sono soffermati sul fatto se era o meno rigore, tralasciando il Napoli. Allora la cosa, sai qual è? Che stanno riempiendo i reparti di epatologia di tutta Italia, perché il fegato si è fatto a pezzi a queste persone. E appunto, Michele, e tu perché ti fai il fegato amaro appresso a loro? Evitali, lasciali parlare, godiamoci del nostro Napoli. Cioè io è un suggerimento che ti do, è un suggerimento. Li vorrei aggredire verbalmente. Ho capito cosa dici, ma probabilmente loro lo fanno anche per ottenere una certa notorietà. Cioè spesso se non la ottieni con le buone cerchi di ottenerla con le cattive, cioè sapendo di dire delle baggianate perché così ti acchiappi le critiche e sui social, in televisione gira il tuo nome, per dirti. Quindi di conseguenza io a personaggi del genere, hai ragione, ma, sì. ma anche come per esempio se ti faccio... Se parlate bene o se parlate male, basta che parlate di me. Ecco qua, oppure non parlate proprio e non fa niente, spappolatevi il fegato senza parlare. Se no, io una persona per esempio come... ecco, io sono giornalista e non vorrei mai essere giornalista come Feltri, come Vittorio Feltri, per dirti. Ma io mi metto a fare la lotta o a dire Vittorio Feltri qua, Vittorio Feltri là. Vabbè, ma Vittorio Feltri mica è giornalista. Purtroppo Feltri lo è, mica è pure più famoso di me, ma molto più famoso di me. È molto più famoso di me, per dirti. Quindi alla fine sì, mi fanno segno di tagliare perché sono andati lunghissimi. Mi ha fatto piacere sentirti e che ti ringrazio, ti saluto, sei stato gentilissimo, grazie. Torna a chiamarci, ciao Michele, un abbraccio, grazie. Guarda, non sono io, il nostro Emanuele Bernardo dici taglia, Ah sì, ti danno, decido, allora non ve la, ti difendo io, non ve la prendete con Emanuele Bernardo. Sono io che decido quanto dura una telefonata, perché poi giustamente dice Emanuele, quelli mi chiamano e devono stare in attesa 3 ore finché... Chiedo scusa, avete ragione, però quando mi faccio prendere insomma dalle chiacchiere è così. Ecco. Cioè io ho fatto attendere a Antonio tutto questo tempo. Antonio! Pronto? Antonio, scusami, va. Ti ho fatto attendere troppo. Antonio! Alessandro, non dovevi bere prima di venire in trasmissione. Perché che ho detto, a parte che so a stemmi, dimmi che ho detto, ogni volta... Partiamo da 4, Come? Partiamo da 4. Bastiano da 4, che è Bastiano da 4? Ma no, Antonio, tu mi mettere sempre in difficoltà. Ma perché mi devi mettere in difficoltà? Fammi capire, io ogni volta che chiami tu vado in difficoltà perché non capisco. Perché tu ti distrai, troppe chiacchiere, troppe... Aspetta, 4 sui gol dalla Cremonese? Sì, no. Evviva. Però non ho capito la parola prima di 4, che hai detto? No, non mi ricordo. Io vedi dischi, Napoli partiamo da 3 a 6. È vero, allora diciamolo, lo stavo pensando prima, ho detto quando Antonio mi chiama glielo dirò. Antonio ha detto che venerdì contro la Cremonese partiamo da 3 a 0, vero? Penso di sì. Oh, ma pensi di sì, tu l'hai detto. Ho detto questa, però tu ti devi concentrare. Antonio, ma io come faccio a ricordare tutti quello che dicono quelli che ci chiamano? Però... ti sto dando atto che effettivamente Antonio, come tante altre volte che io ricordi, ci ha preso con il risultato. Ecco qua, va bene? Mi perdoni? Dimmi. Andare a ritirare il pacco di banane arancioni. Che dovevo andare a ritirare il pacco? Il pacco regalo, i banane arancioni. Le banane arancioni, che sono queste banane arancioni, Anto? Sono i banani dell'Ajax? No. L'Ajax, sono i banani arancioni. Delle maglie. Ok, ho capito. L'Olanda, non l'Ajax. Però va bene. Quindi mi stai dicendo, ora mi dirai come finisce, anzi me lo dici domani come finisce con l'Ajax.
Sì, domani. Ah, ok, allora aspetto domani. Poi il migliore in campo Vai, è stato Spalletti e tutta la squadra. bene. Però, Kvaratskhelia, anche se non ha fatto una grande partita come Le altre volte sì, ci siamo, è stato comunque ha fatto determinante. vincere la partita perché ha sbloccato i risultati con rigore e poi un giocatore che quasi andava a fine partita fa uno scatto da metà campo, sai che significa? Sì, qualche volta l'ho fatto anch'io, Antonio. Tutti quanti pensano che deve riposare, ma la scelta deve giocare sempre fino alla morte, Speriamo. fino all'esaurimento delle forze. Vabbè, dai, magari se la partita si mette più che bene, un po' lo facciamo riposare, no? No, perché quello non hai capito la cosa. Questo per guardare a Kvaratskhelia, no? Cioè, pare che c'hanno il video in gol. Si distraggono, capito? Perché quello è vanno manicomio. È vero, effettivamente. E poi quello che avete rilevato pure a mezzogiorno i due amici là, che Kvaratskhelia a un certo punto ha giocato, diciamo, nella parte centrale dell'attacco, e questa è una grande novità. È vero, ma questo è qualcosa che gli avrà chiesto sicuramente Spalletti, insomma, se la palla non ti arriva, vattela E poi un'altra cosa seria che ti volevo dire. Dimmi, seria, però. Oggi è stata fino a un certo punto, poi è stato qualcuno che è uscito fuori dalle righe. Questo è un cialtrone che dice sempre stronzate. Ma te lo lasciamo. Mi dispiace che si chiama Antonio e questo deve cambiare il nome. Va bene, glielo propongo appena lo risento, mi auguro di risentirlo e di dici che quando chiamo dici un altro nome, altrimenti mi fa vergognare, hai capito? Va bene Antonio, va bene, ti ringrazio, grazie mille. Un saluto a tutti. Ciao. Un saluto, ciao Antonio, ciao. Allora, vediamo. Alessio Ricciardi, ecco, comincia dai numeri. No, quanti siete? Siete tantissimi. Allora, aspettate che devo tornare a recuperare qualsiasi... Allora, non condivido per nulla le parole di Massimo da Napoli, è troppo comodo assumere tutte le responsabilità sul presidente, quando le cose vanno male non riconosce i meriti, quando le cose vanno bene. De Laurentiis si è preso l'enorme responsabilità di dare un taglio netto col passato e di aprire un nuovo ciclo. Sì, ho capito perché. Chi è che ha detto piromane prima? Ah, Antonio è un piromane, ok. Io l'ho detto, allora, Alessio, atteniamoci al Napoli, se no io comincio a leggere i tuoi messaggi e mi rendo conto che non sono attinenti alla trasmissione e devo passare avanti. Allora, vorrei veramente che voi vi interfacciaste con me. Se devo leggere messaggi in cui vi insultate chi chiama, eccetera, eccetera, poi diventa antipatico. Voi se avete deciso di non chiamare, scrivere un messaggio, scrivetelo in modo che io lo leggo e non vi dovete mettere nemmeno in fila per chiamare al posto delle persone che preferite non chiamino. Ecco, mettiamola così. Davide Rossi, ragazzi, secondo me Ndombele non ha fatto malissimo. Nifty dice anche io la penso così, penso che debba giocare più spesso e mi piace molto come giocatore. Sì, giustamente dice Kvaratskhelia, chiamateli in diretta a tutti e due, lasciategli la diretta per un'ora, così mi rilasserei un po'. Damascelli stai zitto, vabbè, qui ora devo andare a selezionare i messaggi. Allora, Lina Vernaccia, ieri giornata meravigliosa, tutto il giorno a Cremona, pare di capire che sei stata a Cremona, quindi sei goduto un bellissimo spettacolo allo Zini. Albert, non è giusto infangare il Napoli, se fossi De Laurentiis denuncerei sto encefalitico
Damascelli. Io vi ripeto, io queste dichiarazioni non le ho lette, sarò impreparato, me ne dispiace, però mi saranno sfuggite, però se fosse così effettivamente non trovano sicuramente coerenza o linearità, cioè voglio dire, se pensi che insomma, pur di arrivare a fare un'accusa al Napoli, autoaccusare la Juventus di tutti questi furti, insomma, sinceramente, perché poi io questi sono furti, non è che so influenza o potere sul sistema. Allora, vediamo un po'. No, ma questo da Casoria non è il vero Antonio, perché giustamente adesso c'è il vero Antonio è uno. Allora, vediamo. Albert, ce la prendiamo con Damascelli e Mario Sconcerti, che ha fatto che questo campionato è sceso di qualità, forse perché il Napoli sta dominando in Italia, ma che vada in pensione, eccetera, eccetera. Sì, ragazzi, però veramente. Francesco, no. Ho letto Francesco, chiamaci tu, è lui? No, pronto, vediamo chi è. Pronto? Sì, pronto, buonasera, sono Lucio da Baronissi. Ciao Lucio. Buonasera, buon pomeriggio. Dimmi tutto. Dunque, rispetto al migliore in campo, io insomma, vabbè, ho proprio un debole per Lobotka, che secondo me diciamo, è dominante in questo periodo, cioè qualcosa di spettacolare. Non solo in fase propositiva, ma anche per come aiuta la squadra. Ieri a un certo punto era praticamente in area di rigore, mi sembra sul 2-1 a intercettare palloni, cioè era qualcosa di incredibile. E quindi direi che per me è stato lui, diciamo, su tutti, ma non... Ovviamente poi ognuno ha dato il suo contributo. Sì, ovviamente senza togliere nulla agli altri, ci mancherebbe, però effettivamente è stato sicuramente tra i migliori, Lucio. E Ndombélé come l'hai visto? Allora, Ndombélé ho la sensazione che sia in crescita, però che come se avesse ancora da sviluppare dei collegamenti proprio con la squadra, perché lui a me dà l'idea di un giocatore che pensa molto velocemente le cose. Sì. Quindi posso dire una cosa, Lucio? È come se diciamo, per certi versi ancora forse lo dovessero conoscere meglio i compagni, rispetto poi magari a delle dinamiche che lui sviluppa nel corso della partita, dei movimenti, non so se sei d'accordo, però guarda Lucio, io vedo in crescita in generale. Io non solo sono d'accordo, io vedo da qualche giocata che uno fa, poi gli può riuscire meno, può sembrare più scollegato al gioco rispetto ad altri, poi ricordiamo che è arrivato quest'anno. Io l'assist che ha fatto a Simeone in Champions League contro l'Ajax, cioè per me quello è da un calciatore di livello superiore. Poi ovviamente ci vuole la condizione fisica, la condizione mentale e il riuscire ad inserirsi negli ingranaggi oliatissimi di questo Napoli, soprattutto a centrocampo. Però secondo me è un calciatore che, non dico che il Napoli può bissare il colpo acquistato dell'anno scorso, però sicuramente è un calciatore che secondo me può essere una validissima alternativa a quelli che si possono considerare i tre titolari del centrocampo del Napoli, no? Sì, sono d'accordissimo, infatti diciamo, vabbè, poi è da valutare nel corso della stagione, però ecco, cioè, secondo me poi averlo e confermarlo anche poi per il futuro, vedere l'esempio di Anghissà che cioè, quest'anno è cresciuto esponenzialmente, ma proprio rispetto alle sue attitudini, secondo me, che ha. Cioè, l'anno scorso da subito ci fece vedere, insomma, che era un giocatore che poteva starci benissimo nella squadra titolare, ma quest'anno
ha proprio una sicurezza nei propri mezzi che poi l'hanno fatto proprio esplodere, quindi credo che ovviamente se riuscisse la stessa cosa con Ndombele, che rispetto ad Anguissa penso sia anche di un livello superiore tecnicamente, sarebbe, come si dice, tanta roba, no? Un gran colpo sicuramente. Lucio, siamo in chiusura, ti devo salutare. Va bene, grazie dello spazio. Grazie Ciao. a te, tornaci a chiamare ovviamente. Un abbraccio al nostro Lucio. Ore 17, si è conclusa l'ora a mia disposizione da condividere con voi, è stata ovviamente un'ora che definirei sui generis, però sempre molto divertente. Intanto voglio saluto perché Francesco, questi che chiamano la cultura intellettuale da Bocconi, il calcio, complimenti, ironicamente si capisce. Lo abbiamo invitato a chiamarci, però Francesco dice non posso chiamare per ragioni tecniche e logistiche, sono un berretto verde incursore di MM in missione, Marina Militare, della Marina Militare, quindi dai, siamo contenti almeno, anche se non puoi chiamarci, ti ricordo che comunque puoi scriverci quello che pensi anche su quello in cui sei in disaccordo con gli altri, però ci fa assolutamente piacere che anche in missione c'è qualcuno, in missione militare c'è qualcuno che ci segue. Grazie ovviamente a tutti, grazie a Emanuele Berdano in regia, grazie a Giuseppe Cautiro per le grafiche, grazie a voi che ci avete chiamato e scritto in tanti, ovviamente mi scuso per quelli che non ho potuto leggere, ma siete veramente tantissimi tra chi chiama e chi scrive. Vi do appuntamento a domani. E domani il filo diretto? Sì. Sono passati tutti i giorni adesso, che io ero rimasto a giorni alternati, quindi sì, tutti i giorni il filo diretto in vostra compagnia, la cosa non mi può fare altro che piacere. L'appuntamento quindi è dalle 14 alle 15, dalle 16 alle 17, e introdurremo ovviamente, ve lo anticipo il tema, la formazione del Napoli contro l'Ajax, vedremo insomma chi c'è anche la conferenza. A che ora c'è la conferenza? Alle 18, penso che insomma ce la potremmo fare, no? Poi con gli orari per il filo diretto, sì, ce la facciamo sicuramente. Quindi filo diretto, poi chiacchieriamo della formazione e poi alle 18 ovviamente live la conferenza stampa sempre di Luciano Spalletti, sempre su Calcio Napoli 24. A domani, ciao!